Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, cioè li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Più positivi si trovano, più se ne isolano e meno si diffonde il virus. Per questo la Regione Veneto intende aumentare l'uso dei tamponi per rilevare la presenza del coronavirus. Con 4.817 test per milione di abitanti, il Veneto è già in proporzione la prima comunità al mondo per numero di tamponi e non intende fermarsi. Importanti novità sono poi in vista per quanto riguarda le mascherine protettive, difficili da trovare, che in questo momento la Regione è costretta a cercare dal Sudafrica alla Cina all'America Latina. Ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. Perché questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Il coronavirus non si sposta da solo, cammina con le persone. Per questo si continuerà ad uscire di casa solo in caso di necessità e ad evitare qualsiasi assembramento. Una strategia che ha bisogno della collaborazione di tutti e che starebbe già iniziando a dare risultati. Se i veneti continuano così, forse riusciremo fra 3 o 4 giorni a avere dei dati che ci possano anche cominciare a dire se c'è una timida luce in fondo al tunnel. Però è fondamentale non abbassare la guardia. Questo è in assoluto fondamentale, restare in casa, non uscire se non per motivi indifferibili come dice il decreto.